Recchia, il pesce che si mangia con le mani e non con la forchetta, vi invita all'ascolto di tutto il mondiale minuto per minuto. Dallo studio centrale Roberto Munnaco Cuzzi ed Enrico Lancia Spruzzi. Ore 16:30, stadio comunale, partita del mondiale. Brasile-Giappone, arbitro Uzzo Pepetone, spettatori in quantità, io, tuo suodo, tua nonna, tua zia e tua mamma. Per dovere di cronaca vi comunichiamo le formazioni delle squadre che oggi scenderanno in campo. Brasile. Pinot, Curò, Scatò, Cecè, Pepe e Louvet, Serginho, Caligno e Mutigno, La Pazzi, Pudrazzi e Marazzi. Come allenatore un pezzo di Lazzarone. Giappone. Samurai, Tammutai, Tachunkai, Yoku Poku Mayoku, Orino sopra i muri, sopra tette Dunenghe, Cimpinciu, Shankace, Suzuki e Kususuka Lova Matina, numero 16 Kakapoko, numero 14 messa in moto, allenatore Isatakura Katekaki. È iniziata la partita. Samurai a Tammutai, Tammutai a Samurai, Samurai a Tammutai. Scemone, dove vai? Va a posare la palletta a siete, tannaki, ti giri e vai a caccia a siete. Ma ecco che la pelota viene intercettata a centrocampo dai Carioca. Minchia, come Yuaka, come Yuaka! Curò passa a Scatò, Scatò passa a Pinot, Pinot passa a Curò. Ma che bron bron! Ed ecco che interviene l'arbitro Pipitone e fischia un fallo di ostruzione a favore del Giappone. I giocatori del Brasile protestano animatamente. Infatti vediamo Gersigno, Mutigno e Caligno che ci dice dall'arbitro. Ma che Chegno! Batte la punizione il Giappone con Samurai e la picco Brasile un passa per i guai. Scusa Mary, scusa, mi senti? Sono Ciotti. Ti sento forte e chiaro, ti passo la linea. Grazie. Io ti interrompo per comunicarti che proprio in questo istante Schillaci ha sostituito Carnevale e vediamo dalla faccia che ci ha risolto troppo male. Infatti manda a quel paese a Zeglio vicini, che a sua volta ci dice che io ti rompi il rene. Va settato a Viale e Marocchi e comincia a cantare Profumi e Balocchi. Riprende la partita. L'Italia avanza a tempo di danza. Giannini riceve un traversone d'effetto, stoppa di petto, spara un soletto e baffiglia un brigatore di carabinieri intalle il meatto. Ma ecco che finalmente il duo Baggio Schillaci si piglia di coraggio. Avanza con Totò che la faccia di salvaggio. Si firma, s'affessia, tappasia, piglio specchio e si talia. Mette mano in sacchietta e sa domani si carietta. Interviene l'albo zapazò e addiventa un cognotò. Esce a voli cartellino e t'ammonisce a de corsene. Non si fuma in mezzo al campo, io ti butto fuori al lampo. Ma vedi che sei bello francese come un ciapico in attese. Se io scavalco te so con sangue che ancora non te pezzi di fango. E infatti scavalcare, dicevo pazzo, Totò Scaro, Pinutaccio, faccio guaita, procurare scalecquaita e si misero a cacciare finché giunto a tarda sera all'arbitro pigliato come un cervo a primavera. Il pubblico è in subbuglio, dalle gradinate arriva un fitto lancio di frittate. Dalle cebule volo la scarpa, un accendino, una cascina di vino, una bottiglia di passito, una porzione di bollito, luce gialla sottacito. Una carrozzella abbandonata, una rosa spampanata, la piccinetta defreddata, una bollina di pepe, una bomboletta e dedette, fucca il pito puro, Tanuzzo muto, ci venne la voce a desse. Mega cena di cornuta. Per renderci conto effettivamente dell'accaduto, pregherei la regia di far rivedere il tutto alla Moviola Televin. Moviolone. Vediamo dai popolari alcuni tifosi esagitati che invescono contro l'arbitro Vatrò. Infatti notiamo Tanuzzo muto che comincia a sollevare il braccio destro verso l'alto, porta la mano sinistra in avanti. Stoppiamo un attimo, torniamo indietro e adesso ve la facciamo vedere l'azione a 78 giri, a 150 giri, a 33 giri. Vediamo Tanuzzo muto che comincia a sollevare il braccio destro verso l'alto, porta la mano sinistra in avanti per poi effettuare una rovesciata all'indietro nelle parti basse del teleschermo e dice presta poco così. Ora se voi pensate che la frase di Tanuzzo sia stata macchia milinciana, fate una telefonata a chi l'ha visto. Viceversa, spedite tutto su cartolina postale con il vostro nome, cognome, indirizzo, data di nascita, maternità, paternità, titolo di studio, agglomerato industriale, codice fiscale, statale 113, ufficio tasse e imposte, IVA, UVA, ENPAS, INPS, UPM, Standard, CGL, ZIS, WIL, Cainite, Marine, Interquenne, Interline, Buffetto, Pippetto, Stunzichi, Fuichiette, Spaghetto, Schedetta, La Fatti Quasiette, indirizzate tutto ad Aldo Biscardi, Manfredone a Gianni Brera.
Ricevete a casa un tubetto di pomata per i morloti e pagatiera! Il piave mo il mono, va tagliati i capelli, zon zon.